Vai via, no, rimani. Ma tra i nostri topolini. Ti senti male? Beh, il caldo credo. Allora, noi continuiamo con un'altra premiazione con il premio alla carriera categoria uomini a Bruno Ripepi, premia Valentina Riccio. Grazie. Allora la vedo? No, io devo dire una cosa, chiedo scusa, intanto mi chiedo scusa degli occhiali scuri, ma sono dentista e ho dimenticato gli altri, perché non è buona educazione parlare in pubblico con gli occhiali da sole. Devo ringraziare per questo premio Patrizia Pacifico, l'organizzazione, tutti quanti, eccetera. E dopo 21 anni penso, insomma, non dico che sia meritato, ma quasi se non la madre giustizia, insomma, no? E poi devo dire che c'è stato da parte dei colleghi di Radio Radio e anche all'inizio un ricordo per Francesca Bonfanti, che è una persona che mi ha fatto cominciare noi e Mario, di una intelligenza straordinaria, di una professionalità straordinaria, che mi fermo più perché altrimenti poi potrebbe essere, no? Quindi vi godo questo premio che è, come dire, insomma, no? Idealmente lo dedico alla mia Francesca. Grazie. Grazie Bruno. Bruno Ripepi verrà premiato da Roberta Gemma. Roberta? Non ti nascondere, Roberta. È timida Roberta. Dov'è? Eccola, vieni Roberta. Non abbia paura. Non abbia paura, Gemma. Eccola qua. Buonasera. Ti muove però. Sì, non parla nemmeno, silenzio proprio, Roberta, in silenzio. Cos'è che la fa sorridere così? Buonasera, no, è in imbarazzo perché non sapevo che venivo chiamata. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Grazie ancora.